Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella live special del vostro Maledetto Iniziale. Oggi devo riprendere un po' un discorso che ho preso in esame in più pillole delle mie 2800 che ho fatto. E cioè, molte persone mi chiamano, fanno un consulto a pagamento chiaramente, e cercano di capire in quanto tempo dovranno raggiungere un obiettivo o potranno raggiungere un obiettivo. Allora, il vostro Marietto ha sempre spiegato che quando la stalla è chiusa, i risultati sono più facili da ottenere e da mantenere. Quando la stalla è aperta e le vacche in modo metaforico sono scappate, chiaramente ci vuole più energia. Se prima costava 1, dopo costa 9, no? O 10, perché è anche il tempo. Ad esempio, oggi, dopo 2 anni che noi avevamo iniziato un lavoro importante, si è raggiunti all'obiettivo. Ci sono voluti 2 anni di sacrifici, no? Di sangue, sudore e costi ed energia, ma il cliente è il committente molto contento. Molto contento perché ha raggiunto qualcosa di importante che sembrava irraggiungibile quando siamo partiti 2 anni fa. Molte volte mi è capitato di vedere dei risultati dopo 3-4 anni, risultati sia nel campo lavorativo che nel campo sentimentale, ma anche nel campo del benessere. Anche ultimamente ho visto una famiglia che prima andava a bimbi, 3-4 mila calorie alla mattina ai figli e adesso ha tolto il bimbi, si è messa a fare ginnastica la mattina con i bimbi, a fargli fare sport e vedo dei risultati, almeno mi comunicano che hanno dei risultati, ognuno ha perso più o meno 10 kg in famiglia, a testa. Quindi i risultati ci sono. È chiaro che quando l'operazione viene lanciata, bisogna tenere conto di vari fattori del karma, del periodo storico, della volontà della persona, della forza finanziaria, tante cose, però una cosa è certa. Quando un'operazione magica di alta magia operativa di Hildegard Maletto Veneziano vengono lanciate, cascasse il mondo, ma il risultato lo si porta a casa, sia nel bene che nel meno bene. Questo deve essere chiaro, che le persone devono capire che l'operazione ci può mettere 1, 2, 3, 5. Io ho visto alcune operazioni lanciate che sono andate in porto dopo 17 anni, lo ripeto, ho visto operazioni magiche che sono andate in porto dopo 17 anni. Che chiaramente poi quando arrivano sono come bombe atomiche in una casa, però chi e quando le avevano lanciate sembrava che avessero perso tempo e denaro. Perché? Perché come ho spiegato nelle prime pillole di 5-6 anni fa, mh, per chi mi seguiva agli albori in cui parlavo in alcune videoconferenze, alcune volte bisogna in un certo senso avere pazienza, bisogna avere fede, ma l'operazione quando è lanciata non è che si butta via denaro e tempo, viene lanciata, ma anche se lo fa un mio concorrente, se è un'operazione fatta con tutti i crismi, certamente magari manca qualcosina di qualità, ma in ogni caso è come lanciare giù qualcuno da un aereo senza paracadute. Prima o poi arriva giù e tocca il pavimento. Quindi a tutte quelle persone che mi chiedono la tempistica, nell'alta magia operativa dove non ci sono rischi per il committente, è chiaro che meno rischi ci sono e più molto probabilmente l'operazione impiegherà tempo perché il magista deve salire. Cioè, quando sentite quelle pagliacciate di canalizzazioni, di Marie che parlano, quelli sono elementi di basso astrale che possono scendere e camminare tranquillamente su questo piano materiale. Ma quando si parla di alta magia operativa, si intende qualcuno che sale, capito? Sale, no? E salire si fa fatica. Infatti loro, quelli alti, non possono scendere. Comunque, riprendiamo il discorso molto semplice.
quando si fanno riti di alta magia operativa, se la persona li fa con tutti i crismi, con le fasi lunari propizie, il risultato lo si porta a casa. Tempistica minimo 9 mesi. Minimo, proprio perché da quando è caricato al massimo la forma. Teoricamente bisognerebbe farlo una volta al mese, ma visto che c'è la crisi, visto che ci sono molti problemi economici, alle persone gli si consiglia di fare almeno un tentativo di 3 riti entro 9 mesi per ottenere almeno il minimo. È certo che più investe uno, meglio è. La Chiesa di Stato è da 1700 anni che ogni domenica mette lì pletere di persone a caricare un'egregola e quindi se lo fanno loro che sono i dominatori di questo mondo, capite che un perché ci sarà. Bene, cari amici, questo è per dirvi che se volete investire in operazioni di alta magia operative, dovete essere pronti anche a mettere la mano nel vostro borsellino, perché gratis dal cielo non viene giù nulla e neanche sale. Grazie e alla prossima.